Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Molte le notizie di cronaca di questo sabato d'agosto, contrassegnato dal grande esodo, dalle grandi partenze per la settimana di Ferragosto. Il traffico è molto sostenuto su tutte le principali arterie della nostra regione che portano verso le località di vacanza e naturalmente vi racconteremo nel corso del telegiornale come sta andando questa giornata di grande esodo, giornata che però nelle ultime ore è stata contrassegnata anche dalle tragedie della strada. In serata ieri a Campo San Piero ha perso la vita un uomo di 69 anni caduto in moto. Il corpo è stato ritrovato in un fossato a pochi metri da casa. Sentiamo. È Ivano Nalò, un pensionato di 69 anni, la vittima dell'incidente avvenuto venerdì sera intorno alle 20:40 in via Centoni a Campo San Piero, a pochi metri da casa sua. L'uomo, che non indossava il casco, ha perso il controllo della sua moto da cross lungo un tratto sterrato che era solito percorrere. Sbalzato dal sellino, è finito nel fossato che costeggia la carreggiata, battendo violentemente la testa. Non è chiaro cosa abbia causato la caduta, se una manovra azzardata o un malore. A dare l'allarme, dopo diverso tempo, alcuni passanti che hanno notato il corpo e avvertito il 118. Sul posto il personale del SUAM, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Insieme ai soccorritori sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno rilevato la dinamica del sinistro e messo in sicurezza la strada. Il corpo di Nalone è stato ritrovato sul lato del corso d'acqua, la moto sul lato opposto. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato sarebbe uscito di casa verso le 17:30 per un giro in moto. Non vedendolo rientrare, i familiari avrebbero provato a contattarlo senza riuscirci, allarmandosi, senza sapere che il corpo si trovava a pochi passi dall'abitazione. E dopo i temporali della notte tra giovedì e venerdì, anche la scorsa notte è stata caratterizzata da fenomeni importanti che hanno interessato soprattutto l'area delle Dolomiti, innescando anche alcune frane. In particolare una frana di circa 50 metri cubi di detriti si è verificata sulla strada al passo di Casera Razzo, al confine tra i comuni di Forni di Sopra e Vigo di Cadore, bloccando completamente il traffico tra la Carnia ed il Cadore. Dovremo avere anche le immagini. Per fortuna al momento dell'evento nessun mezzo o persone si trovava in transito. I vigili del fuoco con pale meccaniche per rimuovere sassi e ghiaia sono al lavoro per cercare di riaprire quanto prima l'arteria e metterla in sicurezza. Quindi per raggiungere il Veneto dalla Carnia o il Friuli dal Cadore si passa soltanto al momento dalla Mauria lungo la statale 52, Forcella Lavardette per Prato Carnico e Passo Sant'Antonio dal Comelico verso Sappada. Vi aggiorneremo naturalmente quando la strada verrà riaperta. Andiamo ora a Montebelluna dove sono tornati i Maranza in bicicletta. Ieri sera un residente esasperato li ha inseguiti, ma ci racconta tutto in diretta Elena Dal Forno. A te Elena, buongiorno. Sì, buongiorno a te Marta, naturalmente buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Vi raccontiamo proprio l'ennesima storia di Maranza che impennano su queste strade di Montebelluna. È una storia che abbiamo raccontato tante volte. Qui ci troviamo in via Piave di fronte alla cartolibreria Idea Regalo, qui c'è un bar, c'è un altro negozio e in questa strada ieri sera alle 23 un gruppetto, prima di due
ragazzini in bicicletta e poi di 4-5, perché se ne sono aggiunti altri, hanno cominciato a impennare su questa strada alle 11 di sera in mezzo alla strada. Diciamo che non è proprio un luogo dove fare questo tipo di evoluzioni. E così un residente che quasi ci restava secco ha preso la sua bicicletta e gli ha corso dietro. E cos'è successo? È successo che ad un certo punto lo ha fermato, questo signore, diciamo, questo residente ha corso dietro al ragazzo, lo ha fermato e diciamo che il ragazzo ha inciampato, diciamo, è un po' scivolato, è caduto in una di queste siepi che adesso Alberto Pivetta, la parte tecnica, vi fa vedere. Dopodiché il signore noi abbiamo sentito questo signore, questo residente, lo abbiamo ascoltato, ci ha detto che dopodiché ha teso la mano al ragazzo per farlo venire fuori dalla siepe e gli ha anche chiesto, diciamo, scusa per averlo fatto, non dico scivolare o cadere, ma insomma per averlo un po' spaventato. Ma qual è il punto? Il punto è che la cittadinanza è esasperata. Questo signore addirittura ad un certo punto ci ha raccontato che, e lo ha detto anche in un post sui social, in un gruppo proprio della città di Montebelluna, ci ha raccontato che addirittura un passante con una macchina si è fermato, gli ha tenuto la bicicletta mentre lui conversava con questo ragazzino. Dopodiché sono arrivati altri amici di questi ragazzini, 4-5, che diciamo, hanno dato manforte al loro coetaneo, mettiamola così. Qual è stata la molla che ha fatto scattare il residente? Un po' la paura di essere colpito dalla bicicletta, ma soprattutto il fatto che il residente è stato pesantemente insultato nell'affetto dei suoi familiari, che ci raccontava appunto insulti alla mamma, insulti al papà, che lui tra l'altro aveva perso da poco tempo, quindi questo, diciamo, non gli è andato a genio. Sono in giro di notte, i genitori non rispondono e insomma questo residente si è anche un po' alterato dicendo che appunto la prossima volta li colpirà, insomma comunque li andrà a seguire, insomma ha detto li seguirò a casa. Adesso queste sono chiaramente provocazioni, ma il problema qual è? Che non c'è una genitorialità, dice lui, che in questo momento sia forte abbastanza da rendere questi ragazzini responsabili o comunque non in grado di commettere queste cose. Ci ha anche raccontato che prima di lui una signora era stata quasi investita da questi ragazzini che impennavano qui vicino ai pilastroni. Noi abbiamo passato la mattinata qui con dei residenti al bar in cartoleria, addirittura qualcuno ci ha raccontato che ci sono addirittura delle ragazzine che fanno il finto trucco della corda in mezzo alla strada. Anche questo è gravissimo e pericolosissimo, perché sembra che abbiano teso una corda in mezzo alla strada e quindi qualcuno ci può cascare o ci può finire dentro. Sono, diciamo, ragazzini che andrebbero rieducati, e quindi cosa è successo? Che questo post ha scatenato naturalmente i residenti di Montebelluna. Sotto al suo post ci sono sia coloro che inneggiano al giustiziere della notte, chiamiamolo così, che gli dicono bravo, hai fatto bene, meritano una lezione, e anche chi gli dice non è questo il modo, un adulto non deve farsi giustizia da solo. Però diciamo una cosa, qui i residenti sono esasperati, addirittura non abbiamo trovato nessuno che viene a parlare al nostro microfono, Marta, perché hanno paura che poi questi ragazzini tornino e gli facciano qualcosa. Questo per dire la situazione che c'è. Abbiamo ovviamente chiamato anche il sindaco, che ci ha detto che ci risponderà a breve, ma questa mattina non era disponibile. Da Montebelluna è tutto e appunto ricordiamo che non è successo niente, ma di nuovo ragazzini che impennano di notte per le strade di Montebelluna spaventano i residenti e possono provocare gravi problemi. A te, Marta. Grazie a Elena Dal Forno. Noi ora andiamo a Pasiano di Pordenone, dove un ultraleggero è precipitato, ferito gravissimo il passeggero, che si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso, salvo il pilota. Ma ci racconta tutto in diretta Federico De Rossa. A te, buongiorno.
Un attimo di pazienza, dovremo avere in collegamento i nostri inviati Federico De Ros con Michele Zanette, che dovrebbero essere in collegamento in diretta da Pasiano di Pordenone. Fatemi sapere dalla regia se ci sono. No, evidentemente no. Allora continuiamo con la cronaca che vede l'intera comunità di Gorgo al Monticano in lutto oggi per i funerali del sindaco Firmino Vettori, morto martedì scorso a Milano, dove era ricoverato in seguito ad un intervento per un tumore. Si stava riprendendo quando all'improvviso una crisi l'ha stroncato. Chiesa gremita stamane per l'ultimo saluto al primo cittadino, tante le autorità presenti, il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, molti sindaci con la fascia tricolore e tanti cittadini che hanno voluto dire addio a Vettori, un impegno trentennale, quello di Firmino Vettori per il comune di Gorgo al Monticano, nel quale ha ricoperto gli incarichi di assessore, vice sindaco e quindi sindaco per 2 mandati dal 2004 al 2014 e poi ancora nel 2024 quando è stato rieletto per la 3ª volta. Firmino Vettori lascia la moglie Raffaella, i figli Mauro, Matteo e Susan e i nipoti. Ed ora continuiamo con la cronaca, continua l'assedio dei ladri. No, mi sembra che forse siamo in grado ora di collegarci con Pasiano di Pordenone per la notizia che vi avevo appunto dato poco fa. Un ultraleggero è precipitato, grave il passeggero ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso e salvo il pilota. Ci colleghiamo quindi con Federico De Ros. A te, buongiorno. Sì, eccoci, buongiorno e ben ritrovati. Siamo proprio sul luogo dell'incidente dove ieri sera intorno alle 20:15 è precipitato l'ultra leggero. Un aggiornamento proprio sulle condizioni di salute del passeggero Sergio Campaner, 65enne, residente a Pasiano, è ricoverato all'ospedale di Treviso, è ancora in gravissime condizioni, in prognosi riservata, che sta lottando proprio tra la vita e la morte per le gravi ferite riportate. Erano in fase di atterraggio con l'amico di sempre Gabriele Moranese, 72enne di Pasiano, che stavano facendo proprio un'escursione panoramica. Erano in fase di atterraggio quando improvvisamente si sono schiantati, come vedete dalle immagini, su una quercia nei pressi del ristorante Villa Lupis a Rivarotta di Pasiano. Un impatto violentissimo, fortunatamente il velivolo non si è incendiato. Il pilota, quindi il 72enne moranense, è rimasto ferito, lo abbiamo raggiunto anche questa mattina telefonicamente, il quale è molto scosso, è già stato dimesso, era stato accompagnato per alcune ferite riportate all'ospedale di Pordenone ed è molto abbattuto, perché da quanto anche ci riferiscono proprio le forze dell'ordine potrebbe essersi trattato di un errore umano. Infatti molto probabilmente sarà anche indagato per omicidio, per disastro aereo, e lo stesso pilota proprio si è calato con una corda dalla parte anteriore, ha trovato il modo di legarla ed è stato lui stesso che ha chiamato i soccorsi. Il 65enne invece sempre di Pasiano, Sergio Campaner, che è quello che attualmente si trova in gravissime condizioni, con l'impatto è stato proiettato fuori dal ultraleggero ed è precipitato al suolo per un'altezza circa, da quanto ci dicono le forze dell'ordine, di 10 metri. Lo stesso pilota, l'abbiamo detto, è sotto shock, ci ha riferito che a volte si può sbagliare, e alla domanda se prenderà un avvocato non ha voluto al momento rispondere. È stato lo stesso pilota che ha chiamato immediatamente i soccorsi, arrivati sul posto con ambulanza, automedica, elisoccorso, diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri per
per tutti i rilievi del caso. L'elicottero del Friuli Venezia Giulia, l'elisoccorso, era impegnato altrove, motivo per il quale è arrivato proprio uno da Treviso. Le condizioni del 65enne Campaner erano fin da subito gravissime, aveva perso conoscenza dopo l'impatto e dopo anche la caduta di 10 metri, è stato rianimato sul posto e intubato e trasportato proprio all'ospedale di Treviso, dove si trova in questi minuti. Come avete visto, l'area è stata posta sotto sequestro, assieme al velivolo che dovrebbe essere rimosso nei prossimi giorni da una ditta specializzata. Ha perso tanto carburante, fortunatamente non si è incendiato e la procura di Pordenone sta seguendo un caso che ha scosso davvero la comunità. Bocche cucite sul fronte ristorazione qui di Villa Lupis. Abbiamo parlato prima con la proprietà, abbiamo incrociato anche qualche amico dei due perché erano molto conosciuti in paese, essendo entrambi di Pasiano di Pordenone. Ce li hanno descritti come due persone, le hanno descritte proprio come due persone appassionate del volo, che non era la prima volta che uscivano assieme per un'escursione panoramica, e non si riescono davvero a spiegare come possa essere accaduto questo disastro. Con il pilota, lo ricordiamo, che è già stato dimesso e si trova in buone condizioni, e il passeggero, amico di una vita, che in questi minuti sta lottando tra la vita e la morte. Per il momento da Pasiano è tutto, a te in studio. Grazie a Federico De Rosso. Noi continuiamo con la cronaca in una regione martoriata dai ladri in questa torrida estate. Vi raccontiamo la storia di un 82enne di San Biagio di Callalta che si è trovato faccia a faccia con i ladri entrati nella sua abitazione. È stato aggredito dai malviventi che gli hanno strappato la catenina d'oro. Sentiamo. Una notte da incubo vissuta tra paura e violenza. Erano circa le 2 quando un pensionato di 82 anni nella sua abitazione di Olmi di San Biagio di Callalta è stato svegliato da rumori sospetti provenienti dal piano terra. Intuendo che potesse esserci qualcuno in casa, l'uomo è sceso per controllare con un bastone in mano. Davanti a lui si è trovato faccia a faccia con 2 persone dal volto travisato, introdottesi nell'abitazione per mettere a segno un furto, probabilmente convinte che all'interno non ci fosse nessuno. L'anziano non si è tirato indietro. Armato soltanto del suo bastone, ha cercato di affrontare i 2 malviventi nel tentativo di difendere la propria casa. Ne è nata una violenta colluttazione. I ladri, pur di garantirsi la fuga, lo hanno scaraventato a terra e, prima di allontanarsi, gli hanno strappato dal collo una catenina d'oro, impossessandosi anche di alcuni orologi. L'ennesimo colpo ai danni di un anziano che questa volta avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Ci stringiamo attorno al nostro concittadino per l'accaduto, un accaduto che è sicuramente spiacevole, che vogliamo che non si ripeta più e che oltre alla paura ha lasciato sicuramente un segno nella sua vita. L'82enne è stato accompagnato a scopo precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. È stato dimesso poco dopo con lievi contusioni. Ora si trova nella propria abitazione in buone condizioni fisiche, anche se ancora profondamente scosso da quanto accaduto. Mi farò cura di andarlo a trovare, di portare la vicinanza di tutta la nostra comunità e anche per assicurarmi sulle sue condizioni di salute. Sappiamo bene che quando capitano questi episodi non è solamente un valore economico di quello che viene preso, dei propri affetti, ma diventa anche un qualcosa che segna proprio la persona nel lungo periodo. Paura di rimanere anche nella propria abitazione e anche delle emozioni purtroppo negative che non fanno vivere in serenità. Gli inquirenti stanno ricostruendo ogni fase dell'episodio. Grande attenzione è rivolta alle immagini delle telecamere comunali di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato i movimenti dei responsabili. Fondamentali saranno anche gli elementi e le descrizioni fornite dall'anziano, nella speranza che questa volta possano consentire di identificare e rintracciare i 2 malviventi. E a proposito di ladri, brutta avventura per un residente di Cadoneghe che è stato derubato mentre si era addormentato lasciando la porta finestra aperta per il caldo. Ci racconta tutto Francesco Ratai. A te Francesco.
Grazie Marta, grazie alle persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo a Cadoneghe, con me c'è il signor Stefano Fantin che l'altra notte, vista la calura esagerata di questi giorni, ha lasciato la porta di casa aperta per far passare un po' d'aria. E poi cos'è successo? Niente, io sono addormentato in una stanza qui a fianco. Ho dormito fino a mezzanotte e mezza e poi ho detto mi alzo, vado in bagno e apro un po' che passa l'aria. Sono andato su in camera e in camera ho trovato un po' di confusione, hanno messo le mani un po' su qualche cassetto e hanno aperto un portagioie dove c'era l'unica cosa che c'era la fede nuziale e quella hanno portato via. Poi probabilmente li ho interrotti nel loro, tra virgolette, lavoro e sono andati via, sono scesi, hanno preso questo marsupio qua, l'hanno vuotato qua fuori e sono andati via e non hanno fatto nient'altro. Una sorpresa decisamente brutta al risveglio e soprattutto perché quella sera non c'era il suo cane che di solito è con lei, il cane Aaron. Il cane, ma quella sera era andato a casa di mio figlio, ogni tanto se lo porta a casa e rimane lì con loro. E poi ho chiamato mio figlio e la prima cosa che ha fatto è detto: ti riporto a casa il cagnolone e così ha fatto. Il cane è un Rottweiler 55 kg. Sì. Che sicuramente se fosse stato in casa i ladri. Non sarebbe venuto a casa nessuno, no, anche perché si mette a dormire qua vicino alla porta e la prima cosa che trovano quando aprono la porta è il cane, quindi ci penserebbero su prima di entrare. Dei ladri veramente crudeli, perché hanno portato via anche la fede, un ricordo. Ma non c'era altro da rubare, non c'era niente altro, quindi quella hanno trovato e quella hanno portato via, perché dopo hanno cercato di rovistare in qualche posto, però neanche dappertutto, perché probabilmente mi hanno sentito e sono andati via. Ecco, la zona è stata battuta da parecchi furti anche nelle scorse notti, anche a Loreggia, che è un comune qua vicino. È stata trovata una ladra mentre stava cercando di rubare una bicicletta. I carabinieri fortunatamente l'hanno trovata grazie alle segnalazioni dei residenti. Si resta male però. Quando entrano in casa tua ci stai sempre male. Quando arrivano persone non invitate è ovvio che non è per niente piacevole. Ecco, continuerà a tenere la porta aperta? Assolutamente, certo, sì. Mi tengo il cagnolone qua sulla porta come sta, non mi fa paura, anzi l'unica cosa che mi dispiace è che mi sarebbe piaciuto trovarmeli di fronte, perché a vederli in faccia mi sarebbe piaciuto. Ecco, è coraggioso il signor Stefano, nonostante la brutta avventura non demorde mai. Ecco Marta, se ci sono delle domande, se no ti restituisco la linea. Grazie a Francesco Ratai. Noi continuiamo con la cronaca raccontandovi quanto è successo sul Piave a Nervesa della Battaglia, quando quella che doveva essere una tranquilla passeggiata lungo il fiume si è trasformata in una disavventura che ha lasciato sconcerto e amarezza in una famiglia. Siamo a Nervesa, appunto, la famiglia al rientro ha trovato la vettura aperta e con i finestrini distrutti. Vedete il video postato sui social. Purtroppo, raccontano i proprietari, non siamo stati gli unici, anche altre persone presenti hanno avuto lo stesso problema. La ricerca di borse, portafogli ed altri oggetti di valore lasciati in auto, i ladri hanno rotto i finestrini lasciando, come vedete, i vetri infranti dappertutto, insomma, sui sedili e per terra. Continuiamo a parlare di ladri, perché furti ci sono stati anche a Vivaro, siamo nel comune di Due Ville. Furti a raffica e presa di mira è stata anche la casa della consigliera comunale Binotto. Dopo la rapina
Danni della famiglia Bassan la scorsa settimana a Due Ville si sono registrati nei giorni successivi 3 intrusioni in abitazione in zona Vivaro. Tra le case visitate dai predoni anche quella della consigliera comunale Giulia Binotto, che racconta l'accaduto. Tutto è successo di notte e al mattino l'amara sorpresa delle stanze a soqquadro. Noi non abbiamo sentito alcun rumore, abbiamo trovato la casa in disordine e qualche stanza messa a soqquadro al mattino. Hanno aperto cassetti, armadi, hanno frugato tra le nostre cose. Fortunatamente non sono riusciti a portare via nulla di valore, spiega. Forse hanno sentito qualche rumore e sono scappati, ma resta l'amarezza. Non ci si può sentire più al sicuro, la paura è che possa accadere a qualcun altro o addirittura che possano tornare nelle stesse abitazioni. Solitamente a casa propria si spera di sentirsi a proprio agio, al sicuro, e invece ad oggi non è più così. E intanto l'amministrazione di Due Ville nel tempo ha messo in campo numerose iniziative proprio sul fronte della sicurezza. Come amministrazione abbiamo lavorato duramente per riportare un adeguato livello di sicurezza nel nostro territorio. Come diceva lei, appunto abbiamo fatto un revamping di tutte le telecamere già esistenti, ne abbiamo acquistate e messe in funzione di nuove, abbiamo stipulato alcune convenzioni come la convenzione Mille Occhi con il prefetto, la convenzione con i carabinieri in congedo e abbiamo anche attivato quello che è il controllo di vicinato che a Vivaro in questa frazione appunto ha riscosso anche un notevole successo. Ed ora torniamo a parlare del caso del giovane giornalista di Enego Enrico Cappellari. Ieri davanti al pubblico ministero ha confessato di essersi inventato, di avere inscenato lui l'attentato alla sua abitazione. Ci aggiorna Federico Fusetti. A te Federico, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Infatti, come hai detto, parliamo ancora di Adriano Cappellari, 21 anni, il cronista che avrebbe, ma a questo punto il condizionale lo possiamo togliere alla luce di quello che è accaduto ieri, quindi Adriano Cappellari ha scritto false lettere minatorie e ha inscenato un attentato incendiario contro se stesso. Questo alla luce di quanto è accaduto ieri, cioè un'audizione di 2 ore con il sostituto procuratore Alessia Grenna a Vicenza in tribunale. Il 21enne ha ammesso le proprie colpe completamente fino in fondo, tutto in chiave collaborativa, dice il suo avvocato Roberto Rigoni Stern, cioè con l'intento, diciamo, di chiarire veramente fino in fondo quello che è accaduto, i dettagli, e quello che poi ha fatto è stato consegnare al magistrato una lettera nella quale appunto spiega l'accaduto, si assume le sue responsabilità, e questa lettera ha dei passaggi anche molto importanti che ripercorriamo nel servizio di Nancy Galdi. Sono qui oggi perché sento il dovere di chiedere scusa. Inizia così la lettera che Adriano Cappellari ha voluto diffondere tramite il suo avvocato Roberto Rigoni Stern. Si rivolge a chi ha creduto in lui, a chi lo ha difeso. A tutti loro chiedo sinceramente perdono perché ho tradito la loro fiducia. Chiedo scusa anche alla mia famiglia, agli amici, alla comunità del mio paese, alle istituzioni, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che a causa del mio comportamento sono stati coinvolti in una vicenda che non avrei mai dovuto creare. Non cerco giustificazioni, quello che è accaduto è grave e ne sono pienamente consapevole. Cappellari parla però di un clima di forte contrapposizione in paese legato alla campagna elettorale, durante il quale si sarebbe lasciato sopraffare dalle emozioni, dalla paura e da un profondo disagio. Ho perso lucidità e ho compiuto un gesto senza rendermi realmente conto delle conseguenze che avrebbe avuto sulla mia vita e su quella di tante altre persone, scrive. Oggi sto vivendo un dramma umano che faccio fatica a gestire anche per la mia giovane età, ma questo non diminuisce in alcun modo la mia responsabilità. Cappellari ha deciso di collaborare pienamente con l'autorità giudiziaria affinché ogni aspetto della vicenda possa essere chiarito in modo completo e nel più breve tempo possibile e di affrontare il percorso che lo attende. Una scelta che nasce dalla sincera volontà di assumersi le responsabilità delle proprie azioni e dimostrare di averne compreso fino in fondo la gravità.
So che dovrò pagare per gli errori che ho commesso ed è giusto che sia così, continua la lettera. Vorrei anche trasformare questo errore in un'occasione per fare qualcosa di utile. Per questo ho espresso la mia disponibilità a mettermi al servizio di Don Patriciello e con lui dare un piccolo contributo a favore della legalità e di chi vive situazioni difficili. Questo è ora il desiderio del cronista di Enego, consapevole che ciò non cancellerà quanto accaduto, ma sperando che il suo impegno possa rappresentare un primo passo per cercare di riparare, almeno in parte, al danno causato. So che sarà difficile recuperare la fiducia delle persone, forse per qualcuno non sarà mai possibile. Non pretendo comprensione né indulgenza, posso soltanto chiedere scusa, conclude Cappellari. Spero che il tempo, il rispetto delle regole e il mio impegno possano consentirmi un giorno di ricostruire la mia vita. Emerge anche qualche retroscena, il giovane ha pianto a più riprese durante l'incontro con il magistrato, è molto provato, ha solo 21 anni, ricorda il suo avvocato e va quindi protetta anche la dimensione umana. Ad Enego, Bocche Cucite, un paese di 1500 abitanti, sull'altopiano dei 7 comuni e vi ricordo anche quali sono le accuse formulate nei confronti del giovane, ovvero procurato allarme, incendio, calunnia, simulazione di reato e truffa ad ente pubblico per aver usufruito di una scorta dei carabinieri non necessaria. Un percorso, quello di riparazione che vorrebbe seguire il giovane, che però non è scontato, come ha chiarito il suo avvocato. Nel caso sarebbe importante trascorrere un periodo lontano proprio da Enego per poter recuperare, insomma, lontano da questo luogo e perché ci sia anche un recupero psicologico, insomma, visto che, come abbiamo detto, il giovane è davvero molto provato. Per il momento è tutto, io e Renzo Rigon. Marta, ti restituiamo la linea. Grazie a Federico Fusetti, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, restate con noi, tra poco parleremo del 70° anniversario della tragedia nella miniera di Marcinelle in Belgio. Pubblicità, poi di nuovo in diretta con la prima edizione dei TG di Antenna 3. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, in attesa di collegarci con la nostra Tiziana Bolognani per il 70° anniversario della strage nella miniera di Marcinelle in Belgio. A Sedico, nel bellunese, oggi la commemorazione ufficiale anche per le vittime, le 5 vittime venete di quella tragedia. Continuiamo con la cronaca e con la notte di paura che si è vissuta a Loreggia, dove diverse segnalazioni dei residenti hanno permesso ai carabinieri di fermare in flagranza una donna sorpresa mentre scavalcava delle recinzioni e caricava refurtiva in auto. Sentiamo. Telefonate dei residenti al 112 nel cuore della notte, rumori sospetti, tentativi di intrusione, un'auto con i fari accesi che si aggira tra le case di una zona residenziale di Loreggia nell'Alta Padovana. I carabinieri della stazione di San Martino di Lupari, già impegnati in un servizio di controllo del territorio, arrivano in pochi minuti. In via Aldomoro, una strada senza uscita, trovano l'auto segnalata, il motore acceso, il bagagliaio aperto. Pochi istanti dopo sorprendono una donna che ha appena scavalcato una recinzione, alle prese con una bicicletta che sta cercando di caricare in auto. Del complice però nessuna traccia. Addosso alla 35enne residente a Padova, i militari trovano 2 carte di credito e 2 tessere sanitarie che non le appartengono. Nell'auto vestiti e scarpe da ginnastica rubati nelle case della zona, subito restituiti ai proprietari. E un'ultima scoperta: la vettura usata per i colpi era stata rubata a Padova solo 2 notti prima. Per la donna è scattato l'arresto in flagranza per furto in abitazione, con denuncia a piede libero anche per ricettazione. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.
Ancora cronaca da Venezia, ora truffa un'anziana, ma lei se ne accorge e riesce a rubare il borsello del ladro che conteneva droga e documenti d'identità. È stato quindi arrestato dalla polizia ferroviaria a Bologna un giovane di 26 anni. Si è presentato alla porta fingendosi un carabiniere e con un raggiro ben studiato è riuscito a convincere l'anziana a consegnargli i propri gioielli sostenendo che fossero il provento di un furto in una gioielleria. Solo dopo aver affidato i preziosi al giovane la donna ha capito di essere stata truffata e ha tentato di fermarlo mentre fuggiva con l'oro e i gioielli consegnati poco prima ancora in mano. Ne è nata una colluttazione. L'anziana in questa è riuscita a strappare il marsupio al truffatore. All'interno ha trovato dosi di droga tra cui hashish e marijuana e i documenti d'identità del giovane di 26 anni non residente nel veneziano ma nel sud Italia. Una volta rincasata la signora ha allertato le forze dell'ordine. La squadra volante di Venezia ha diffuso inoltre la notizia del giovane in fuga alla polizia ferroviaria fornendo la descrizione fisica del ragazzo e i suoi dati identificativi. Il 26enne è stato rintracciato poche ore più tardi alla stazione di Bologna, trovato ancora in possesso della refurtiva che è stata riconosciuta e restituita alla vittima. Il 26enne è stato arrestato. Chiuso per 45 giorni il circolo Utopia dei Via dei Colli a Padova. Il questore ha firmato il provvedimento dopo l'ennesimo episodio di violenza. Nella notte tra sabato e domenica scorsi 3 donne sarebbero state aggredite a calci e pugni sulla pista da ballo. E di nuovo saracinesca abbassata per il locale di Via dei Colli a Padova, formalmente un circolo privato ma da tempo nel mirino della questura perché di fatto operante come una discoteca aperta a tutti. A far scattare il nuovo stop sarebbe stata la notte del 2 agosto scorso, quando 2 donne ucraine e una moldava sono state aggredite senza motivo da un gruppo di altre frequentatrici del locale, colpite con calci e pugni, trascinate per i capelli sulla pista da ballo. La rissa è proseguita anche fuori dal circolo fino alla fuga delle aggressori a bordo di 2 auto. Le vittime sono finite al pronto soccorso. A chiamare il 113 è stata una delle donne aggredite. Il gestore del locale invece, secondo quanto ricostruito dagli agenti della divisione polizia amministrativa, non avrebbe informato le autorità dell'accaduto pur essendo intervenuto per dividere i 2 gruppi. Non è la prima volta che il circolo finisce sotto la lente della questura. Nel marzo 2025, in una rissa a colpi di coltello, 2 persone erano rimaste ferite, una delle quali ricoverata in prognosi riservata. In quell'occasione il questore aveva disposto la sospensione durata 120 giorni. Dopo la riapertura però ci sono stati altri episodi pericolosi. Durante 2 controlli tra marzo e aprile di quest'anno, gli agenti hanno trovato un minorenne sorpreso a consumare alcolici all'interno del locale. Per il circolo di Via dei Colli si tratta della seconda sospensione in poco più di un anno. Ora resterà chiuso 45 giorni fino a metà settembre. Lavoratore in nero soccorso in ritardo, ha aperto un'inchiesta a Padova sulla morte di un operaio 35enne dopo un malore accusato nel cantiere nel quale lavorava. 6 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Stava lavorando in un'azienda edile padovana di imprenditori romeni, ma secondo gli accertamenti non era in regola. E così, quando il 35enne moldavo, da poche ore in Italia, il suo primo giorno di lavoro, ha avuto un malore nel cantiere, i soccorsi non sarebbero stati allertati subito, ma addirittura un paio d'ore dopo, quando ormai non c'era più nulla da fare. E così la procura ha aperto un fascicolo e iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata. L'intervento del SUEM e dei carabinieri a Saonara lungo il tragitto verso l'ospedale, con i sanitari che hanno cercato di rianimare a lungo il 35enne senza successo. Uno dei tanti invisibili che lavorano tutti i giorni nei cantieri d'Italia e nei cantieri di Padova. È morto perché si è trovato a lavorare in un cantiere senza avere comunque la possibilità di poter difendere i propri diritti, il primo, la sicurezza, e allo stesso tempo è morto dopo che ha accusato un malore in quelle ore dove non si doveva lavorare, nelle ore dove c'è un'ordinanza, dove allora il calore non permette di poter lavorare nelle condizioni migliori.
Ora l'indagine cercherà di far luce sui lati oscuri della vicenda, a partire dall'orario esatto del malore, che potrebbe essere avvenuto alle 14, orario in cui un'ordinanza della Regione Veneto vieta il lavoro in condizioni difficili per caldo e umidità. Va accertata dunque l'ora precisa e la causa della morte, che potrebbe essere indipendente dal caldo o invece causata proprio dalle temperature estreme. È ora che queste cose vengano comunque risolte, che vi siano ispezioni nei cantieri. A Padova purtroppo molti dei cantieri continuano a lavorare nonostante l'ordinanza, nonostante un calore che oramai è diventato insopportabile anche per chi lavora negli uffici con l'aria condizionata. La filea CGIL, che è presente tutti i giorni nei cantieri, prova allora a creare le condizioni per cui i diritti dei lavoratori vengono comunque rispettati. Nella provincia di Padova, fa sapere la CGIL, il 60% dei lavoratori di certi settori sono immigrati, ma è difficile dare loro voce e difendere la sicurezza e i diritti. L'edilizia è un settore trainante, anche per questo, sostiene il sindacato, deve esserci una garanzia di legalità. Oggi a Marcinelle in Belgio si commemora il 70° anniversario della tragedia nella quale persero la vita 262 minatori, 136 gli italiani, 5 i veneti. E proprio oggi a Belluno il Museo dell'Emigrazione Veneta apre le sue celebrazioni partendo proprio da questi 5 uomini, simbolo del tributo di sangue versato nella nostra regione, nell'Europa del secondo dopoguerra, e lì si trovano per noi Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi. A te Tiziana, buongiorno. Buongiorno a te Marta, sì, con Stefano Bozzi ci troviamo proprio davanti all'ingresso del Museo dell'Immigrazione, lo vedete alle nostre spalle, ma alle nostre spalle c'è anche il monumento dedicato proprio alla tragedia di Marcinelle. 5 le vittime venete, proprio partirei dal ricordare i nomi degli operai, dei 5 lavoratori veneti morti nel disastro minerario di Bois de Casier a Marcinelle l'8 agosto 1956. Dino Dalla Vecchia di Sedico in provincia di Belluno, Giuseppe Polese di Cimadolmo, Mario Piccin di Codognè, Guerrino Casanova di Montebelluna e il veronese Giuseppe Corso di Montorio Veronese. Oggi è il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, che è stato commemorato nel piazzale della miniera. I rintocchi della campana di Marcinelle, 262 rintocchi proprio per ricordare il numero di quelle vittime, la presenza dei rappresentanti della comunità italiana in Belgio, di molte autorità locali, delle famiglie delle vittime, e per le province di Belluno, Treviso, Vicenza anche i rappresentanti delle associazioni degli emigranti coordinati da Oscar De Bona, che è presidente nazionale dell'UNAI e l'Unione Nazionale delle Associazioni Immigrati ed Emigrati. Partiti dalle campagne bellunesi, dalle colline veronesi e dalle campagne trevigiane, Dalla Vecchia, Polese, Piccin, Casanova e Corso lasciarono economie prostrate dalla guerra per cercare un futuro dignitoso per le proprie famiglie. Trovarono ad attenderli condizioni operative durissime, oltre 1000 metri di profondità, prive delle minime garanzie di sicurezza. La mattina dell'8 agosto 1956 che cosa accade? Si scatenò un incendio al pozzo numero 8 della miniera che bloccò nel sottosuolo centinaia di lavoratori. Le fiamme furono alimentate da olio ad alta pressione dalle strutture in legno, saturarono i cunicoli di fumo e di ossido di carbonio. Le operazioni di soccorso si protrassero per oltre 2 settimane. Alla fine la conta delle vittime fu tremenda, 262 vittime morti, tutti morti per ustioni o per asfissia.
Subito dopo la tragedia che cosa accadde? L'Italia bloccò, sospese l'invio dei lavoratori in Belgio e la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio istituì nel 1957 l'organo permanente per la sicurezza nelle miniere. Su quella linea la Commissione Europea, su iniziativa del Parlamento, ha indicato l'8 agosto come possibile giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. A 70 anni di distanza la storia di Dino, di Giuseppe, di Mario, di Guerrino e dell'altro Giuseppe non appartiene soltanto alle cronache del passato, ma rappresenta un capitolo cruciale per la comprensione dell'identità veneta contemporanea. Questa sera eccezionalmente a Sedico la tragedia di Marcinelle sarà ricordata durante un incontro pubblico alle 20:30. L'incontro si svolgerà al Polo Culturale ed è organizzato dal Comune di Sedico, dall'Associazione Bellunesi nel Mondo, con la collaborazione della provincia di Belluno. Perché ricordare i caduti di Marcinelle nel 70° anniversario della sciagura significa mantenere vivo l'impegno istituzionale e civile verso la tutela della dignità del lavoro e la sicurezza in tutti i cantieri del presente. Tema che è caldissimo, naturalmente, che è al centro del dibattito e anche dell'attività, dell'impegno delle organizzazioni sindacali italiane CGIL, CISL e UIL, oggi presenti a Marcinelle, e a tal proposito vi proponiamo il commento del segretario generale veneto della CISL, Massimiliano Paglini, dopodiché la linea può tornare allo studio. Oggi siamo a Marcinelle per dire mai più deve succedere quello che è successo a Marcinelle, una tragedia che ha coinvolto 262 lavoratori, 136 italiani, 5 veneti e persone che sono venute qui a cercare una speranza di vita, un dramma dell'immigrazione, centinaia di migliaia di italiani che sono usciti dal nostro paese perché era insostenibile la vita in quel periodo, e gli italiani hanno cercato qui speranza di vita, hanno trovato la morte, ma hanno dato anche il via con questa vicenda di Marcinelle una stagione di diritti sociali in Europa, il progresso più sostenibile e soprattutto la sicurezza nei luoghi di lavoro, che ancora oggi è un grande dramma che stiamo cercando di combattere ma che non ha ancora trovato una sua via di soluzione. Un infarto sotto il sole mentre tagliava la legna nonostante il gran caldo. È morto così Giorgio Giovara, 57enne di Crocetta del Montello, dopo aver trascorso ore a lavorare in giardino in una giornata da bollino rosso. Il corpo è stato ritrovato nella sua abitazione di via Rivette 13 nella mattinata di ieri, dopo che l'uomo non si era presentato al turno di notte in ospedale a Montebelluna, dove lavorava e non rispondeva alle telefonate, ai messaggi. L'allarme è stato dato da un amico che ha scoperto la tragedia e ha lanciato subito l'allarme ai carabinieri, ai medici ed infermieri del 118, alla protezione civile. Giovara era operatore control room per un'azienda che gestisce vari servizi presso il presidio ospedaliero di Montebelluna. Quindi continua questa grande ondata di caldo torrido, seppur leggermente attenuata dai temporali che si sono verificati nelle scorse ore. Rimane però il dramma della crisi idrica che coinvolge non solo i grandi fiumi ma anche corsi d'acqua minori. Con Luisa Bertini siamo andati a Creazzo per vedere qual è la situazione del Retrone. Siamo a Creazzo in compagnia con l'assessore comunale all'ambiente Massimiliano D'Andrea per fare il punto della situazione sui fiumi. Alle nostre spalle il fiume Retrone, partendo da un dato oggettivo. Sì, ARPAV ha fatto un'analisi recentissima uscita ieri dove ci dice che abbiamo minori precipitazioni e che il livello dei fiumi è sotto la media degli ultimi anni. Possiamo riscontrarlo a occhio qui da dove ci troviamo, e in questo punto il fiume Retrone è ha una profondità di circa 35-40 cm massimo. Ecco, qui il Retrone, che in passato ha dato anche problemi contrari, quindi di piene, quando è in piena sfiora il livello del ponte. Allora sì,
ce lo ricordiamo, l'abbiamo visto con l'acqua molto alta e questo in altri momenti. Oggi riusciamo a vedere ad occhio nudo senza difficoltà la fauna, i pesci, le oche, le anatre che ci sono. E devo dire che è vero che in questo momento l'acqua è bassa, ma non stiamo toccando i momenti di difficoltà del 2022 dove l'amministrazione aveva fatto un'ordinanza per il contenimento dell'uso dell'acqua. Comunque suggeriamo di non sprecare l'acqua e di fare attenzione quando la si utilizza. Al momento riscontrate criticità? No, al momento no. Devo dire che negli anni scorsi, in collaborazione con Viacqua, l'amministrazione ha fatto degli investimenti e questo ci sta permettendo di garantire una pressione d'acqua costante su tutto il paese, anche e soprattutto sulle zone di collina. Io ringrazio l'assessore all'ambiente per essere stato con noi. L'acqua per irrigare si sta dunque esaurendo, giro di vite del Consorzio di Bonifica Piave, irrigazione a giorni alterni per orti e giardini nei 40 comuni serviti. Per le colture è consentito irrigare solo quelle non ancora giunte a maturazione, multe e denunce per chi viola le regole. Potrebbe accadere che improvvisamente non abbiamo più l'acqua nei nostri canali e non abbiamo più l'acqua in pressione. Diciamo che potrebbe essere anche prima di Ferragosto. Caldo torrido, assenza di piogge e i 3 laghi montani che alimentano il sistema irriguo del Piave, Mis, Pieve di Cadore e Santa Croce, ridotti ai minimi. Ancora pochi giorni e non ci sarà più acqua per irrigare. È l'allarme del Consorzio Piave, che ha quindi deciso di razionare l'acqua. Lo scopo è riuscire a salvare le colture non ancora giunte a maturazione come vigneti, orticole e secondi raccolti di mais e soia. Al via dunque misure di razionamento dell'acqua con irrigazione a giorni alterni per orti e giardini nei 40 comuni serviti. Metà di questi i giorni pari possono utilizzare l'acqua, l'altra metà li utilizzano per i giorni dispari. Cosa vuol dire questo? Vuol dire sostanzialmente utilizzare metà dell'acqua che veniva destinata quotidianamente per questo servizio. Sul sito e di canali social del Consorzio di Bonifica Piave l'elenco dei comuni coinvolti e di giorni di possibile utilizzo. Potrà usare l'acqua solo chi è in possesso di autorizzazione per uso orto-giardino. Per i terreni agricoli prevista una limitazione del prelievo con irrigazione vietata per le colture che hanno raggiunto maturazione. Vigneti e colture specializzate potranno essere irrigate solo con rispetto dell'orario assegnato o allegato all'autorizzazione al prelievo di emergenza. L'attenzione è massima, ci saranno controlli e chi non rispetta le regole rischia sanzioni salate dai 200 ai 400 euro in caso di recidiva e la denuncia alle autorità per furto d'acqua. Quanto preziosa è l'acqua impone che venga utilizzata con la massima attenzione ed è proprio per questo che abbiamo applicato delle sanzioni, perché sappiamo benissimo che le regole vengono rispettate sempre di più se a monte ci sono delle sanzioni che le fanno rispettare. Si moltiplicano anche le ordinanze dei comuni proprio per limitare l'uso dell'utilizzo dell'acqua potabile. Ultima in ordine di tempo nel Trevigiano quella di Pieve di Soligo, dove è vietato innaffiare giardini, lavare auto, piazzali e riempire piscine anche non fisse. I piccoli orti domestici si potranno irrigare solo dalle 22 alle 7 e l'ordinanza dispone la chiusura delle fontane pubbliche collegate all'acquedotto ed invita tutti i cittadini ad evitare ogni spreco. Anche in questo caso sono previste delle sanzioni fino a 500 euro. L'ordinanza resterà in vigore fino al 21 di settembre. E il caldo torrido di questi giorni sta avendo un impatto anche sulle numerose sagre che sono organizzate in vari paesi della nostra regione. Vediamo. Le sagre di paese non sono semplici feste, sono il luogo dove una comunità si riconosce, il cibo della tradizione, le orchestre che suonano fino a tardi e le tavolate senza fine raccontano di un Veneto che resiste al tempo. È qui che si tramandano tradizioni, si ritrovano gli amici di sempre e per qualche sera un intero paese torna davvero a sentirsi famiglia. Ma il caldo sta minando alla radice anche questa sacca di resilienza, impattando non solo sulle persone ma anche sui mezzi tecnici impiegati. E con queste temperature ci sono manifestazioni
situazioni che vanno in difficoltà perché salta la corrente e i magnetotermici non sono in grado di tenere e in qualche caso poi la corrente non ritorna, per cui con difficoltà ad operare e con gente che logicamente se ne va. C'è questo caldo anomalo, questo caldo eccessivo che porta sicuramente scompensi e con difficoltà anche ad operare. Poi ovviamente ci sono i cali dovuti proprio alle difficoltà di uscire delle persone. In alcuni casi si risente di assenze di addirittura il 50%. E mi dicevano che la gente invece che uscire si rintana con l'aria climatizzata e quindi non presenzia, non partecipa. Diciamo che c'è una riduzione da quello che mi dicevano più del 50%. Nonostante tutto comunque io devo dire grazie ai volontari, ai 60.000 volontari che abbiamo in Veneto, ai 585 pro loco, perché nonostante tutto i sacrifici li fanno per creare quella socialità che noi non ci facciamo mancare, ma purtroppo il caldo è quello che fa da padrone in questo caso. Infine anche l'impatto della situazione geopolitica si è fatto sentire. Per le pro loco i prezzi dei prodotti sono aumentati, così come le bollette, ma partecipare a questi eventi significa tenere vive le comunità, sfidando anche i gradi di troppo. In tanti si stanno organizzando proprio per far fronte a questo caldo torrido. A Signoressa gli alpini alla festa alpina hanno installato dei climatizzatori nel capannone. Vediamo. Noi quest'anno, anche l'anno scorso, abbiamo installato un sistema di climatizzazione con 2 pompe di calore adeguate proprio per soddisfare il fabbisogno sia del caldo che del freddo. Questo qui ci aiuta ad soddisfare la clientela. Oggi diciamo in questi giorni, ma anche l'anno scorso, c'erano temperature molto elevate e quindi creava un disturbo, un fastidio alle persone uscire per mangiare, perché anche di sera alle 8 alle 9 di sera fa caldo. Gli alpini di Signoressa si erano presi per tempo già lo scorso anno, installando un impianto di climatizzazione dentro la tensostruttura che ospita la tradizionale festa alpina, una brezza che abbassa di almeno 5-6 gradi la temperatura e che consentirà a chi verrà fino al 20 agosto, giorno di chiusura, di godersi la festa per davvero. Con questo sistema abbiamo, creato una gioia alle persone, una serenità, perché vengono a mangiare e non si sentono, forzate a sedersi. Si crea questa ebbrezza, perché tra il caldo e il freddo un piccolo vortice che sembra quasi primaverile e permettono alle persone, con le famiglie, con i bambini e anche con gli anziani, a mangiare bene. Qui si potrà anche ammirare una storica cucina da campo usata nelle spedizioni militari del passato. Qui, sotto al tendone, oltre 600 persone a sera saranno servite da 60 volontari. Folla attesa anche la tradizionale festa di Rovarè. Nonostante qui non ci siano i ventilatori, la pioggia appena arrivata potrebbe dare una tregua serale, anche se il presidente conferma il calo delle presenze. Preferiscono forse venire a prendere qualcosa da portare a casa che fermarsi qui e mangiare. È impossibile quasi stare sotto lo stand. No, veramente, ho fatto un po' un bilancio, così anche con i consumi, io ricordo un 30% tranquillamente in meno. Sinceramente spero che con la pioggia di questa notte che ha fatto, anche i 2-3 gradi in meno farò la differenza. Credo faccia la differenza, perché non è proprio così, la gente sta aspettando queste feste. Clienti dunque che cercano rifugio nei locali climatizzati, plateatici di bar e ristoranti che si svuotano, cambiano le abitudini, ma i locali vanno in crisi. Sentiamo. Le temperature così alte impediscono di star fuori serenamente, magari di sera è un po' più piacevole, però in linea di massima si preferisce stare all'interno. L'estate cambia volto anche nei locali del centro storico di Treviso. Se fino a pochi anni fa il tavolino all'aperto era il più richiesto, oggi la priorità è trovare un posto all'interno con l'aria condizionata, un cambiamento che sta incidendo sulle attività di bar e ristoranti. Abbiamo picchi negativi anche del 30-40, soprattutto sulla fascia pranzo, e la sera va un po' meglio, però comunque inizia sempre dopo le 21, quindi in qualche modo l'orario di vendita
è sempre comunque molto limitato e per quanto riguarda la fascia serale tocca un 15-20% di calo. Con le temperature elevate molti clienti restano meno tempo, consumano meno e nelle ore più calde preferiscono evitare il centro. Non cambia solo la scelta del tavolo, a cambiare sono anche le abitudini, con gli orari che si spostano in avanti. Si esce più tardi quando il caldo inizia finalmente ad attenuarsi. Per gli operatori del settore non si tratta più di un fenomeno occasionale, ma di una nuova emergenza con cui fare i conti. Mentre i plateatici si svuotano, i costi per mantenerli restano gli stessi. Per questo gli esercenti guardano anche a possibili forme di ristoro. Proveremo sicuramente a dialogare con l'amministrazione per vedere che tipologia di disponibilità ci sarà, e dobbiamo essere però anche molto causativi e trovare insomma all'interno di noi stessi una politica di saving sicuramente che va a toccare altri costi, quindi chiedo molta più abilità nel trovare sistemi di flessibilità, di utilizzo ragionevole dei costi. Così i plateatici, da simbolo dell'estate in città, finiscono per essere più frequentati in primavera e in autunno che nelle settimane più torride, e ora il settore si interroga su come ripensare le prossime estati. L'autunno sarà un periodo per pianificare quanto meglio il 2027. Il clima rovente della pianura spiega anche, non solo, ma sicuramente contribuisce all'assalto alla montagna che si sta verificando in queste settimane. Andiamo dunque in montagna con Walter De Cassan, presidente Federalberghi di Belluno, vicepresidente di Federalberghi Veneto. Allora, la pianura ribolle, la montagna gioisce. De Cassan. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Sì, la pianura ribolle, ma non è che anche in montagna faccia fresco, anzi ci sono temperature quassù che ci fanno rimpiangere quel 2003 in cui fece molto caldo. Ovvio, questo spinge il turista a venire anche in montagna, non solo al mare ma anche in montagna, dove perlomeno la sera, la notte le temperature sono più godibili, diciamo. Però vi assicuro che fa caldo anche quassù. Dunque, ormai stiamo entrando nella settimana di Ferragosto, quella entrante, diciamo, e la successiva sono proprio le 2 settimane di massima affluenza dell'estate. Anche le precedenti comunque mi pare siano andate bene. Come siamo come presenze? Si trova ancora qualche posto libero? Qualche posto libero si trova sempre, perché un piccolo cuscinetto ogni albergatore lo tiene dall'ultima ora. No, abbiamo avuto un'ottima estate. Diciamo giustamente che climaticamente abbiamo avuto una bellissima estate anche in montagna, belle giornate, calde, qualche temporale ogni tanto, tardo pomeriggio sera, per fortuna, e anche giugno e luglio sono stati 2 mesi di ottima affluenza, sia italiana che estera, anzi con una ancora maggiore rispetto agli anni scorsi affluenza estera. Ecco, allora, quindi sicuramente gli stranieri continuano ad apprezzare la nostra montagna, continuano ad apprezzare le bellezze delle Dolomiti. Siamo anche sull'onda dell'effetto Olimpiadi Milano-Cortina, che hanno dato naturalmente una grandissima visibilità alle nostre montagne. Lo state vedendo, diciamo, questo effetto rispetto all'anno scorso, per esempio? Effettivamente l'effetto Olimpiadi era previsto, prevedibile, e effettivamente sotto certi punti di vista c'è stato, specialmente su quello che era il mercato americano, perché con le Olimpiadi siamo riusciti a far conoscere le Dolomiti agli americani, che era una clientela che qui non era ancora ben penetrata sul territorio. L'americano prima era sulle città d'arte, sul mare, eccetera, però le Dolomiti erano ancora un po', diciamo, indietro sul mercato americano. Invece le Olimpiadi hanno fatto scoprire le bellezze delle Dolomiti agli americani. E poi c'è anche un dettaglio non insignificante, che molto spesso una vacanza in Italia,
in Europa, o meglio ancora in Italia, o meglio ancora sulle Dolomiti, per un americano medio costa molto poco rispetto a una vacanza in America. Ecco, questo grande pienone, diciamo, della montagna veneta, e non solo naturalmente, sta riproponendo anche quest'anno il tema che già si era affacciato, insomma, negli ultimi anni dell'overtourism, del turismo cafone, delle misure da prendere proprio per cercare di limitare l'impatto, perché comunque l'intero sistema della montagna è un sistema anche particolarmente fragile, particolarmente delicato da preservare e fatica, diciamo, a reggere l'impatto di questa ondata turistica. Le vostre proposte quali sono? Ma allora, il problema overtourism è un problema molto complesso, nel senso, abbiamo zone delle Dolomiti che sono iper promosse, iper pubblicizzate, vedi le Tre Cime, vedi il lago di Sorapis. Poi abbiamo, per contro, altre zone sconosciute, vedo adesso in fondo la marmolada nel vostro video, e dintorni dove non c'è nessuno. Ma allora, se noi continuiamo a utilizzare le Tre Cime e il lago di Sorapis, parlo di questi due esempi perché sono stati più eclatanti in questi anni proprio di discutere di overtourism. Se noi continuiamo ad utilizzare questi due esempi, allora facciamo l'errore di fondo di promuovere luoghi troppo conosciuti. Allora dovremo cominciare a proporre le zone più sconosciute, però con fotografie, con l'utilizzo dei video, dei social, di tutto quello che vogliamo, però dovremo proporre le zone più sconosciute. E attenzione sull'overtourism, dobbiamo fare in modo che il problema non ci governi, ma dovremo noi riuscire a governare il problema. Si parla di chiusura dei passi. Io già 20 anni fa dissi, attenzione signori, si può arrivare a una chiusura dei passi, possiamo arrivarci, però nel breve e medio periodo. Intanto facciamo delle infrastrutture per arrivare ai passi senza mezzi privati, potenziamo i mezzi pubblici, potenziamo le piste ciclabili, potenziamo i parcheggi scambiatori a valle e poi portiamo il turista sui passi o nelle zone più frequentate. Purtroppo in questi anni si è parlato, si sono fatte sperimentazioni, però non si è fatto purtroppo nessun progetto a medio-lungo termine. E questo mi dispiace sotto certi punti di vista. Ecco, quindi insomma ci sono anche i sistemi, diciamo, per fronteggiare sia nell'immediato sia nel lungo termine, a partire anche dalla promozione di tante località bellissime delle Dolomiti, diciamo sconosciute o comunque poco conosciute ai più, in particolare nel bellunese, no? Perché forse i colleghi altoatesini hanno saputo in qualche modo promuovere di più determinate aree, no? del loro territorio. Nel bellunese ci sono tantissime località altrettanto belle, anzi forse anche di più, proprio perché fuori dal turismo di grande massa che pochissimi conoscono, no? Esatto, l'Alto Adige ha promosso tutto l'Alto Adige. La provincia di Bolzano ha promosso tutta la provincia di Bolzano, la provincia di Trento ha promosso tutta la provincia di Trento. Noi siamo partiti purtroppo da certe zone, ma qui complice anche quello che si vuole fare il selfie al lago di Sorapis. Sì, ci sta, non discuto, però dopo diventa la follia, tipo quello col barchino la settimana scorsa sul lago di Sorapis. Il SUP, sì, abbiamo visto tutte le fotografie, sì. No? L'abbiamo visto tutti, quindi arriviamo a questi eccessi. Dovremmo fare in modo che non esistano più questi eccessi, perché è giusto promuovere le Dolomiti, quelle bellunesi, quelle altoatesine, quelle trentine, tutte, e quelle friulane, però dobbiamo promuoverle nella maniera più corretta possibile
Ecco, posso permettermi anche De Cassan, no? Forse i turisti dovrebbero anche essere un po' educati alla buona educazione, perché molto spesso vediamo dei comportamenti davvero molto maleducati, il cosiddetto turismo cafone, no? sulle nostre montagne. Lo vediamo nelle città d'arte, lo vediamo nelle spiagge, lo vediamo ora anche in montagna, che fino a qualche anno fa, diciamo, era stata toccata poco da questo fenomeno. In questo senso, De Cassan, il ruolo degli albergatori potrebbe essere molto importante, no? Anche con delle campagne ai propri ospiti sul rispetto della montagna. Sì, è vero, però purtroppo io sono anche del parere che contro la maleducazione, se uno è maleducato a casa propria, rimane maleducato anche quando viene in montagna, c'è poco da discutere. Chiaro, noi dovremmo promuovere un'educazione della fruizione della montagna. Ho visto le cose più allucinanti questi giorni. Non è che 15 anni fa non succedevano anche 15 anni fa, però forse stavamo zitti e non avevamo la medesima pubblicità che hanno oggi. Però, chiaro, anche noi dovremo educare il fruitore della montagna. C'è poco da discutere. La montagna invita alla riflessione, invita al rispetto, invita al guardare le bellezze. Certo, e questo quindi è fondamentale, educare al rispetto proprio, a maggior ragione quando ci si trova in un ambiente così fragile e delicato come quello della montagna. De Cassan, io la ringrazio per essere stato con noi, buona estate, buon lavoro, mi pare che ne abbiate tanto in queste settimane. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a lei, grazie a tutti, alla prossima. Alla prossima, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora della crisi delle acciaierie Valbruna. A Bolzano è stato finalmente raggiunto l'accordo tra la provincia della regione autonoma e i vertici aziendali della storica società vicentina, rinnovata per 30 anni la concessione delle aree destinate alla produzione di acciai speciali. Soddisfazione unanime del mondo politico ed economico nazionale e locale, in particolare dei sindacati, che vedono allontanarsi il rischio licenziamenti per gli oltre 3.000 occupati. Sul posto per noi Daniele Garbin con il segretario provinciale della FIOM Morgan Prebianca. Una svolta decisiva sulla crisi delle acciaierie Valbruna, la centenaria azienda vicentina che si trovava all'impasse per i territori che occupa Bolzano e che con un accordo raggiunto nella provincia, nella sede della provincia proprio della regione autonoma, sembra essere arrivata ad una conclusione, comunque l'epilogo che da tanto tempo, quasi un anno di crisi, di movimento con il sindacato come Morgan Prebianca. Buongiorno, segretario provinciale della FIOM CGIL. Buongiorno. Questo è importante perché ricordiamo che insomma, si è unito il mondo politico e nazionale, locale. Qui davanti è stato anche firmato un accordo bipartisan del sindaco Possamai nel Vicentino con le forze appunto di opposizione, ma che poi ha avuto dei appoggi, dei riferimenti importanti anche col ministro Urso, che ha tentato una conciliazione considerando quell'area strategica. Insomma, tutto questo metteva a rischio quasi 3.000 posti di lavoro tra indotto e dipendenti diretti, e con questo accordo che finalmente era tanto auspicato ci racconterà adesso. Siete soddisfatti finalmente? Siamo abbastanza soddisfatti, dobbiamo mettere in evidenza però che è trascorso quasi un anno da quella famosa annuncio della provincia di Bolzano di dire non assegno più a Valbruna direttamente il sito produttivo, ma mi invento un bando europeo in cui 2 assessori della provincia di Bolzano una mattina si svegliano e decidono di fare un bando europeo su un'area dove c'è un'acciaieria. Ecco,
È un accordo che ha avuto una svolta, a nostro parere, sulle 2 manifestazioni di Bolzano con i lavoratori. 2 scioperi e manifestazioni che hanno dato là un cambio anche della politica bolzanina. Cosa la convince e cosa ancora magari vi lascia ancora sospesi? Sappiamo che la firma non è ancora stata messa, vero? Sì, la firma sarà messa il 3 settembre, sembra, dopo una giunta che dovrebbe esserci a Bolzano il 28 di agosto. Ecco, ci lascia un po' perplessi il fatto di aver perso un anno. Noi dicevamo dall'inizio, come FIOM, che quell'area poteva essere assegnata a Valbruna in 2 modi direttamente. Uno, discutendo l'affitto, oppure c'era la soluzione auspicata ancora di più dal sindacato e dall'azienda di acquistare da parte di Valbruna quell'area. Quindi mi domando, c'è voluto un anno perché la politica bolzanina, i 2 assessori che oggi su Facebook, in TV, sui giornali dicono che hanno trovato una soluzione? La risposta sembra sì a questo punto, però voi fate il vostro e al momento si tratta di mettere, come dire, al sicuro anche i dipendenti, perché da una parte se l'azienda ha ottenuto le garanzie minime per poter continuare a fare gli investimenti, ora siete voi che avete delle richieste e avete già un appuntamento? Sì, noi abbiamo un appuntamento il 1° settembre al pomeriggio alle ore 16 al Ministero del Made in Italy. Lì discuteremo col Ministro, la provincia e l'azienda l'impegno di Valbruna di proseguire gli investimenti nel sito vicentino, nel sito di Bolzano e l'impegno a mantenere e a far crescere l'occupazione nei 2 siti produttivi. Questa è, se riusciamo a trovare un accordo, la chiusura completa di una vertenza importante di questo territorio, del territorio bolzanino. È tutto per la settimana di agosto. Quella di oggi è stata una mattinata contrassegnata dal traffico molto sostenuto ma scorrevole sul tratto della A4 gestito dalla concessionarie autostradali venete CAV. Lo fa sapere la società in una nota, precisando che qualche rallentamento si è verificato in A4 in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio con la tangenziale di Mestre, ma senza particolari criticità. Una situazione quindi di traffico sostenuto ma comunque sotto controllo, traffico che si prevede sostenuto anche nelle prossime ore, potenziati gli organici di servizio naturalmente proprio per gestire il grande flusso di veicoli. Vediamo nel servizio la situazione invece prevista nel tratto verso Trieste, il servizio. Sarà un altro weekend contrassegnato dal grande esodo d'agosto. Traffico da bollino nero domani sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con oltre 200.000 transiti previsti, prevalentemente in direzione delle località balneari di Veneto, Friuli Venezia Giulia e del confine di Stato, per coloro i quali sono diretti in Istria e Dalmazia. La concessionaria fa sapere in una nota di aver attivato una task force di oltre 300 operatori, rafforzando la presenza di personale ai caselli e attivando presidi sanitari. L'area più critica è la barriera di Trieste-Lisert, snodo per la Slovenia, la Croazia e il centro-est Europa, dove si attendono quasi 29.000 uscite. La chiusura della superstrada slovena H4 ha già incrementato il traffico del 14% nell'ultimo mese. In caso di lunghe code, i mezzi leggeri saranno deviati sulla A34 Villesse-Gorizia con l'ausilio della safety car della polizia stradale. Domenica è previsto traffico da bollino rosso con circa 169.000 veicoli in transito. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore domani dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. E sull'esodo pesa il caro carburanti. A parità di consumi rispetto al 2025, nel 2026 il caro dei carburanti rischia di pesare sulle tasche dei veneti per oltre 106 milioni di euro in più ogni mese, pari a 1,27 miliardi di euro nell'intero anno. Un aggravio economico di dimensioni rilevanti che potrebbe seriamente mettere a rischio i bilanci di molte famiglie e la competitività di un numero altrettanto elevato di imprese. Sentiamo i dati dell'ultimo studio della CGA di Mestre.
La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile, ci mancherebbe, ma prima di ricorrere a nuovo debito c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche per solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburanti e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze. Caro carburanti, anche il metano ha subito un importante aumento negli ultimi mesi. Sentiamo. Se benzina e gasolio sono schizzati alle stelle nonostante i ribassi minimi decisi dal governo per questi giorni di agosto, anche i prezzi del metano non scherzano, seppur decisamente più contenuti dei primi due. Un nostro telespettatore ci ha girato le foto del rincaro che lui stesso ha riscontrato negli ultimi mesi allo stesso distributore e in un amen si è passati da €1,299 del 2 marzo scorso a €1,569 del 27 giugno, fino all'1,60 di oggi. Un incremento che sta preoccupando sia i gestori delle pompe di carburante che gli stessi automobilisti. Purtroppo il metano subisce delle variazioni che sono legate alla borsa di Amsterdam e funziona come per la corrente elettrica, perché il metano è in rete, quindi dipende dai contratti di fornitura che non dipendono da noi gestori, ma sono le varie proprietà che stipulano dei contratti a prezzo variabile evidentemente, e quindi questa è la causa dei vari aumenti che ci sono in questo periodo. È ancora tra quelli più economici comunque, però qua il prezzo ormai è andato alle stelle. Allora, facciamo un raffronto tra 6 mesi fa e a oggi. Il pieno quanto costava e quanto costa? Prima facevamo 11 euro, adesso ci vuole 17, 18, 20 anche qualche volta. È cresciuto, ho trovato abbastanza differenza, sì, un 20% in più. Quindi adesso ho già fatto il pieno, saremo sui 25 euro? Esatto, 25 euro, prima spendevo sui 18. 15-18. Io una volta, parlo di alcuni anni fa, lo pagavo la metà rispetto ad ora, lo ricordo perfettamente, per cui un pieno lo facevo con 16-17 euro. E adesso? E adesso il doppio. Importante annuncio dopo la visita all'ospedale IRCS San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia di Don Marco Belladelli, coordinatore della Commissione Pontificia per la Sanità. La società consortile Sette Pani sta muovendo i primi passi, avranno delle ricadute positive anche a Venezia e nel Veneto. Un fondo di 300 milioni di euro da mettere a disposizione degli ospedali e strutture sanitarie cattoliche che si impegnano nella cura delle persone, garantendo un accesso libero e gratuito al servizio dei cittadini. È questo l'impegno forte e l'importante annuncio che Don Marco Belladelli, coordinatore della Commissione Pontificia sulla Sanità, ha dato a Lido di Venezia durante una visita all'ospedale IRCS San Camillo degli Alberoni. I primi passi sono più che incoraggianti, nel senso che abbiamo raggiunto appunto questo obiettivo della fondazione e siamo a buon punto. Già nei prossimi mesi saremo in grado di mettere a disposizione dei soci un fondo dedicato per le strutture sanitarie cattoliche. La Commissione Pontificia sulla Sanità è presieduta in Vaticano dal cardinale Pietro Parolin e questa attività avrà importanti ricadute anche a Venezia e in Veneto, in tutto il nostro nord-est. Le realtà che sono associate sono 7, ma abbiamo già un congruo numero di persone, di istituti, di enti che hanno chiesto di aderire. E quindi, come dire, nel giro, credo, entro Natale si dovrebbero raddoppiare i soci. Il San Camillo, gestito dalle suore Mantellate di Pistoia, continua così la sua crescita con nuovi investimenti e tanti progetti, guidato dall'amministratore delegato Mario Bassano.
Siamo un gruppo con 480 letti e circa 800 dipendenti, di cui una sessantina di ricercatori. Siamo molto orgogliosi perché questa è la prova che se si lavora bene probabilmente anche le strutture religiose riescono a riemergere da situazioni di particolare criticità in cui versavano. Ed ora l'eclissi di sole. Il prossimo 12 di agosto la Luna coprirà completamente il Sole. Dall'Italia il fenomeno sarà visibile solo parzialmente, ma con un'alta visibilità. Abbiamo chiesto al professor Giampaolo Piotto, docente del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova, i consigli per ammirarla al meglio. Sarà una settimana importante la prossima per gli astrofili e non solo, da segnare sul calendario in rosso mercoledì 12 perché ci saranno due eventi a cui potremo assistere: l'eclissi parziale di Sole e l'apice del fenomeno delle stelle cadenti. Sull'Italia praticamente ovunque sarà visibile la fase di parzialità. Attenzione che è una fase di parzialità ma abbastanza importante, perché avremo che a seconda che siamo più verso Torino o più verso Venezia, avremo dal 92 al 91% di copertura del Sole. Per di più, la prossima settimana l'eclisse avviene esattamente il giorno del massimo della pioggia di meteore che noi chiamiamo le meteore di San Lorenzo. In Italia la visibilità inizierà dell'eclisse, quando la Luna comincia a coprire il Sole, si comincerà a vedere dalle 19:30. Il massimo di copertura che vedremo dall'Italia, che poi il massimo che si può vedere dall'Italia in generale, è verso le 20:30. Cosa significa? Il Sole è molto basso. Per una visione migliore dell'eclissi bisognerà posizionarsi su un'altura spettacolare da vedere, ma bisogna andare in un luogo dove si ha verso ovest-nord-ovest, dove tramonterà il Sole, completa visibilità. Niente case, niente che ci possa oscurare, è proprio il Sole fino a che arriva al tramonto. Una raccomandazione importante è quella di proteggere gli occhi e non guardare il Sole ad occhio nudo. Non guardare il Sole a occhi nudi, neanche con gli occhiali da sole, perché anche quando il Sole sarà coperto al 90%, sarà molto spettacolare vedere il Sole coperto, ma la luce che si arriva anche in questo caso dal Sole rischia di bruciare la nostra retina. Il prossimo anno, il 2 agosto, si ripeterà l'esperienza dell'eclissi e sarà ancora più speciale. 2027 abbiamo un'eclisse purtroppo ancora una volta visibile solo come eclisse parziale in Italia, ma molto vicino a noi sarà totale e sarà tra le più spettacolari del secolo. Perché? Perché l'eclisse al massimo di totalità durerà 6 minuti e 23 secondi. La parte di totalità andrà a coprire il sud della Spagna, non sarà molto lunga lì, l'Algeria, la Tunisia e poi l'Egitto. Addirittura il massimo è a Luxor, non dico altro. Ed era questo l'ultimo servizio per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio. Subito dopo la sigla l'appuntamento è come sempre con il nostro meteo e le previsioni del tempo. Arrivederci.